Arrivano i weekend della Strada degli Scrittori, il primo appuntamento il 2 e 3 marzo con la Girgenti di Pirandello, 3 città, 3 autori, 3 fine settimana dedicati alla riscoperta di luoghi, storie e testi della grande letteratura nata in provincia di Agrigento. Saranno tutto questo e molto di più i primi weekend della Strada degli Scrittori, un'iniziativa voluta anche dall'associazione diretta dal giornalista Cavallaro nella prospettiva di Agrigento Capitale della Cultura 2025, che vuole rendere ancora più concreto l'obiettivo di fare aumentare i visitatori puntando sul turismo letterario. Per questo nascono i weekend escursioni guidate da alcuni ciceroni d'autore, intrecciando il racconto degli scrittori con i luoghi in cui trovato ispirazione e linfa vitale per i loro personaggi, realizzato con alcuni partner come il Mutia Paraíba Travel. Il primo appuntamento sarà il 2 e 3 marzo per un percorso all'interno della Girgenti di Luigi Pirandello, 4 le escursioni previste alle 9 e alle 15:30 di ognuno dei 2 giorni. Il percorso partirà dalla Casa del Granella alla Bibirria in piazza Plebiscirrea, si snoderà attraverso i vicoli e i cortili della città araba. I partecipanti potranno visitare la Biblioteca Lucchesiana, il Palazzo Vescovile, la Cattedrale di San Gerlando, l'Istituto Gioieni, il quartiere ebraico e infine piazza Municipio al Teatro Pirandello. Il punto di arrivo sarà piazza San Giuseppe. È un evento che, facendo leva sulle pagine da leggere sui racconti dei ciceroni, rafforza l'idea di coniugare scrittori e luoghi, costumi e tradizioni, e il commento del giornalista Cavallaro indicando la necessità di coinvolgere nell'ottica di Agrigento Capitale le numerose piazze letterarie dalla provincia della Regalpera di Sciascia alla Vigata di Camilleri.